Ciao raga, bentornati nel canale. Oggi siamo a Gallio, sull'altopiano di Asiago, insieme al buon Capponi, Andrea, e Daniel Tasso, due amici che non avete mai visto ma oggi li conoscete. Sono due persone abbastanza ignoranti ma nel punto bello di vista, diciamo. E quindi bene, oggi siamo qui per provare la marathon dell'altopiano e facciamo il video, ne approfittiamo, e che sarà domenica prossima, domenica 26. E niente, ci tengo particolarmente a questa gara perché ho fatto due bei risultati nelle due volte che l'ho fatta. Ho fatto una volta quarto under, una volta, e l'anno scorso terzo e 11° assoluto, quindi insomma ci tengo abbastanza. Bene, adesso partiamo, andiamo a fare caffettino brioche e dopo iniziamo col percorso. Passiamo direttamente alle presentazioni dei compagni di oggi. Direttamente da Vicenza, dal cantiere, Andrea Capponi. E direttamente da Pianiga, il metalmeccanico di livello D4, Daniel Tasso. Si parte dalla piazza di Gallio e subito si gira a sinistra, direzione Campomulo. Quindi inizia la prima salita che sarà per 3/4 in asfalto, poi quando ci saranno gli impianti delle melette dalla partenza si girerà a sinistra e inizierà la parte sterrata, che lì è la parte meno dura. Secondo me l'asfalto è la parte più impegnativa. Ragazzi, arrivati al comprensorio delle melette, vedete la scritta lì davanti, spiana un po' la strada e da lì si passa sotto il ponte, si gira a sinistra e si va su per le piste da sci, insomma. E la parte più dura della parte sterrata è l'inizio, dopo comunque è tutta pedalabile, ci sta, una bella salita, non è impegnativissima, ecco. Siamo a metà della parte sterrata più o meno. Stupenda giornata anche oggi, qui spiana abbastanza. Il buon Tino ha portato la cassa che ci permette di sentirla meno e quindi ce la godiamo un po'. Ragazzi, prima salita finita, adesso c'è un pezzettino che scende e dopo c'è quello strappo là che è l'ultimo, dopo si scende verso Campomulo. Bellissima giornata ragazzi, proprio una figata. Finita la prima salita del tutto, anche i relativi strappetti, adesso si scende verso Campomulo e la discesa è tutta strada bianca, così molto veloce, qualche tornante dove bisogna stare attenti col freno davanti, e per il resto niente, non è difficile, basta stare attenti perché si scivola. Usate la gamba di salvataggio qua. Da qua si esce dalla strada, si gira a sinistra e c'è questo pezzo qui in erba tagliata che si fa sia all'andata che al ritorno, e siamo arrivati a Campomulo. Ragazzi, da Campomulo si continua a salire, adesso si ricomincia, più che si continua, e si va in direzione Campomuletto. Da qui inizia l'anello da ripetere 2 volte per il marathon. I tassi sono diventati 2. Località Campomuletto raggiunta. Da qui inizia un cross country praticamente, perché sono tutti strappetti, a parte 2 salite un pelo più lunghe, e abbastanza tecnico, devo dire. Anche importante la pressione delle gomme su questa gara, perché ci sono punti dove è facile forare e se si tiene troppo gonfio la bici tende a saltare dappertutto. Là, attenti a questa curva perché è veramente infame, non la vedete e anche se la vedete si scivola moltissimo. Adesso cominciano tutta una serie di strappetti da qui fino a Rifugio Moline, che
consiglio di non respirare, ma gestirsi fino a qui e cercare di aprire dopo, perché se no, se arrivate qua che siete già cotti a puntino, saltate per aria. Queste sono le rampe di cui vi parlavo poco fa, fanno parecchio male alle gambe e non è neanche la più dura questa. Tra poco ci sono delle rampe che, se non state centrali sulla bici, vi rovesciate indietro. Pezzi veramente duri, selettivi, e credo che più di qualche rampa si farà a piedi il giorno della gara, perché veramente si arriva qui con 700 di dislivello, mi pare. Ora non posso controllare nel Garmin perché sono un pelo impegnato, però veramente incazzata. Signori, Rifugio Moline, da qua si scende un pelo e si va a prendere la terzultima salita. Ragazzi, salita dopo Rifugio Moline completata. È durissima, non tanto per le pendenze quanto per il fondo, perché è tutto un sasso, sembra di essere un po' sulla sabbia. È importante alimentarsi bene, mi raccomando. Gel, barrette no, per chi fa la gran fondo no, per chi fa il marathon magari nel pezzo qui prima di iniziare a scendere sì. E niente, adesso c'è la discesa qui, la facciamo. Questa è la parte più divertente della gara, insomma, quindi gas. Prima parte abbastanza veloce, sempre scassata, però diciamo che non è nulla di estremo. Sicuramente gara da full comunque, per chi ha la possibilità di scegliere. Ormai la full è vero anche che è la bici più polivalente. Ecco, da qui inizia il pezzo più tecnico. Un po' di sabbia, stare leggeri e delicati sulla bici. Vediamo se riusciamo a tornargli sotto. Che andare. Sinistra qua io vado a sinistra qua, secondo me è meglio. Ciao. Esatto, più pulita, sì, sei asciutto, sei bagnato, meglio destra. Sì, perché è tutta pietra liscia. Come on Cap, stay on your bike. No, God! Danny, stay on your bike! Raga, bella discesa, sicuramente da full e scassata, e arrivate in fondo che mettetevela via, avete male alle mani perché ti sfianca quella discesa lì. Però è un posto dove si può fare selezione di sicuro. In fondo si svolta a sinistra e inizia questa salita che è la penultima della gran fondo, e bella dura dentro al bosco, fondo metà battuto metà sassi e molto dispendiosa anche questa. Ragazzi, siamo più o meno al chilometro 30 circa, abbiamo 1200 di dislivello e abbiamo raggiunto il bivio. A destra si va
al traguardo. Praticamente c'è un pezzettino di salita e poi si prende l'ultima discesa, che è la discesa tecnica, mentre a sinistra si continua con il percorso marathon. Ci sono altri 200 metri di dislivello più o meno e poi si inizia l'altro giro, il secondo giro, e poi credo che la fine sia sempre qui a destra. Comunque raga, dall'incrocio che avete visto Marathon Classic, girando a destra per il Classic avete altri 50-60 metri di salita e dopo tutta una discesa così, terra battuta, qualche sassetto che vi riporta a Campomulo, da cui qui gireremo a destra e si riprenderà a salire per l'ultima salita proprio. Da Campomulo si sta comunque in quota e questa si ricomincia a salire da qui. Questa è la discesa che abbiamo fatto. La prima discesa si fa il contrario. Ragazzi, sopra lì è finita la salita, ci sono solo altri 2-3 strappi che sì, uno è impegnativo, gli altri due pochissima roba. Comunque in linea di massima il dislivello è finito. Ora si comincia a scendere e per una discesa abbastanza tecnica che ci riporta a Gallio. Bene, on board è Tinaccia che guida e come vedete Giacomo Tom Campi la guida molto meglio di me. Io tra poco mi mollo per terra per andarlo a prendere. Questa parte rispetto agli anni scorsi l'hanno battuta veramente bene e l'hanno lissata, anche se comunque la terra è ancora parecchio smossa. Adesso ci si infila nel bosco e tra poco partono le parti divertenti. E ciao Tom, rimane il mio commento, ma Tom se ne va. Ah, una volta Tom stava dietro, poi sopraggiunta l'anzianità. I giovani vanno avanti, i vecchi restano. Tra poco ci sono dei gradini veramente impegnativi e non mi ricordo da quanto, ma credo meno di 1 chilometro, e vediamo come li affrontiamo. Qua ce n'è già uno, altro che meno di 1 chilometro, pochi metri. Comunque si fanno così, l'unica è non puntarsi mai con il freno anteriore, se no già da uffa è assicurato. Siamo sullo strappetto famigerato, non è nulla di che, ma sì, è che sei a fine gara e oltretutto ti sei ben raffreddato perché la discesa non è stata corta e quindi insomma se sei un po' disidratato il crampo è assicurato. Abbiamo fatto anche la rima, così poi invereremo il provino a Zelig. Adesso ci sono pratoni, se è bagnato si scivola, se non è bagnato dovrebbe tenere benone. Negli anni che conosce questi posti sa bene quanto cambia l'aspetto questa discesa, perché appunto a seconda del meteo non sai mai cosa ti aspetta. L'ultimo chilometro già passato il cartello, ultimissima discesa e poi è solo paese, liscia liscia, pettinata, nessuna difficoltà, quindi antenne alzate perché quando ci si rilassa che la bici vola. Gradino, se vuoi vincere una volata qua stai dietro. Secondo, ok. E passi il parcheggio che tra poco vedete e si deve tagliare subito secchi a sinistra, e a quel punto lì tiri fuori tutti gli scavalli, vapore e via. Il rettilineo in salita finale si taglia un attimo per il prato,
da qua bisogna prenderla davanti però. Basta. Qua si accelera, se ne danno tante, ma tante perché dietro questa curva sono pacche. Sono pacche! Pedale! Sì, l'ho detto per fargli credere che potevo batterla, sono andato che mi si è mollato il pedale. Signori, abbiamo finito il giro, sono più o meno una quarantina di chilometri per 1300 di dislivello a grandi linee. Percorso bello, non molto veloce, cioè ci sono tanti pezzi dove la bici salta, quindi sicuramente se avete la possibilità di scegliere userei la full. E per il resto niente, panorami belli e l'altopiano di Asiago, insomma molto bello. Siamo in montagna, spesso sopra i 1500-1600, temperatura sì caldo ma neanche troppo secondo me, sui 26-27 gradi. E niente dai, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguitemi sui social e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!